Grazie Pierluigi, grazie per questo invito e per questa opportunità. Mi fa piacere vedere una sala così, diciamo, popolata, non succede spesso, insomma, avere, insomma, persone come voi che, insomma, hanno interesse per questi temi culturali che io ritengo sono sempre appassionanti, ma a volte non abbastanza seguiti. Niente, io dirò due parole sul libro. Nasce dalla mia tesi di dottorato, post laurea ovviamente, che ho fatto a Edimburgo. Il libro infatti è uscito prima in inglese che in italiano. Nel 2014 è stato pubblicato appunto in inglese dall'editore Cirri. Poi ho sentito qualche tempo fa che le copie erano andate esaurite, qui il libro ovviamente non aveva avuto una circolazione essendo in inglese, ho pensato, visto che c'ero, di fare la traduzione e di pubblicarlo in italiano, quindi questa è la prima edizione italiana. Ho anche preso, diciamo, ho anche colto l'occasione per migliorare il libro sia sotto la veste grafica, sia per proporre alcune tavole, sia per dotarlo di indice dei nomi, indici dei luoghi, e ovviamente aggiornare la bibliografia, insomma, a ciò che è emerso in questi ultimi 10 anni. Io non sono un ricercatore di professione, ho fatto degli studi, sono dottore di ricerca, però ho lavorato in diversi campi. Il mio ultimo incarico è stato di preside di liceo, ma ho tutto sommato esercitato abbastanza poco in Sardegna, perché ho avuto un incarico per il coordinamento della promozione della lingua e cultura italiana a Chicago, quindi fino al 2020, dal 2014 al 2020 ho avuto questo incarico appunto negli Stati Uniti. Quindi la mia ricerca è andata avanti nel corso degli anni, non, diciamo, con un andamento lineare, ma un pochino, diciamo, a strappi, per così dire. È iniziata molto tempo fa, negli anni '80, quindi in un'epoca pre-internet. E allora l'unica possibilità era andare in giro per le biblioteche a cercare i libri pubblicati sulla Sardegna. Questo, diciamo, è stato veramente all'epoca, insomma, a pensarci oggi sembra qualcosa di epico quasi. E comunque le biblioteche universitarie dove studiavo, ovviamente Londra e Edimburgo, la British Library, sempre in ambito anglosassone, il Warburg Institute, e poi la Bibliothèque Nationale de Paris in Francia, e ovviamente le biblioteche tedesche, in particolare a Lipsia, dove c'è un istituto di studi sardi, che è un istituto molto antico. Immaginate che i libri tedeschi sono praticamente fino, insomma, i primi, no, dedicati alla Sardegna, sono tutti pubblicati a Lipsia, e quindi è veramente un po' la capitale tedesca degli studi sardi. Un'ultima cosa, io generalmente non presento il libro, le mie presentazioni non sono mai uguali, cerco sempre di declinare ciò che dico agli interessi, o diciamo, che so, se faccio una presentazione in una determinata zona della Sardegna, mi concentro sui viaggiatori in quella zona, oppure sul tema, no, che
diciamo, risulta più vicino a chi partecipa alle presentazioni, quindi anche questa volta farò così. Il libro ovviamente è piuttosto ricco di riferimenti e quindi è ovvio che insomma la lettura diciamo, è il modo migliore per diciamo, entrare in maniera diciamo, approfondita nella materia. Ecco, l'invenzione della Sardegna. Perché l'invenzione della Sardegna? Il titolo della mia tesi era De Inventio Sardiniae, quindi in latino, no? De Inventio Sardiniae. La parola inventio in latino aveva due significati, sia invenzione che scoperta. Aveva entrambi i significati ed era usata in maniera intercambiabile. Quindi, essendo l'argomento un po' la scoperta della Sardegna, al momento di tradurlo in italiano mi sono detto, ma io in effetti non ho parlato della scoperta, ho parlato di una vera e propria invenzione della Sardegna, che era così sconosciuta da stimolare veramente in tutti gli autori, è veramente qualcosa che attraversa in maniera veramente molto precisa tutte le opere tra il secondo e il terzo quarto dell'Ottocento. Questo è il momento, diciamo, in cui cominciano a venire fuori le opere sulla Sardegna. Ecco, quindi l'invenzione della Sardegna è in questo senso. È anche una cosa molto attuale, ritengo, perché la Sardegna, così come nel passato, anche oggi deve essere in qualche maniera inventata. Oggi, se voi insomma sentite i discorsi che si fanno sulla Sardegna, sulla tecnologia, sul turismo, sui trasporti, è necessario, così come allora, anche oggi, e qui i protagonisti possiamo essere noi, inventare un futuro possibile per noi e ovviamente insomma, per i nostri figli e nipoti. L'invenzione della Sardegna quindi mi pareva che funzionasse meglio in quanto più aderente anche al tema trattato. Ecco, io ho pensato di iniziare da un breve excursus storico per parlare della condizione geopolitica della Sardegna principalmente nel Settecento. Ecco, vedete che all'inizio del Settecento, nei primi anni del Settecento, la Sardegna faceva ancora parte degli imperi spagnoli. Vedete che è, scusate, non ho il miglior modo, ecco, vedete i colori, no? Consentono di evidenziare questa fascia, diciamo, orizzontale sotto il dominio e l'influenza spagnola. A un certo punto cosa succede però? Scoppia la guerra di successione spagnola e gli imperi centrali, gli imperi diciamo dell'Europa centrale, vengono in conflitto con la Spagna al fine ovviamente di rideterminare gli equilibri geopolitici. La guerra finisce con il trattato di Utrecht. A Utrecht succede qualcosa di importante nella Sardegna, siamo nel 1713. La Spagna, sconfitta, è costretta a cedere i suoi territori, vedete, sia nel sud dell'Italia che in Sardegna. La Sardegna viene quindi ceduta agli Asburgo, alla monarchia asburgica. Dal 1713 al 1718, o più propriamente il 1620, perché il 1718 è la data del Trattato di Londra, la Sardegna è a tutti gli effetti austriaca.
Gli austriaci non ebbero modo di fare granché in quei pochi anni, si fece solo in tempo a dedicare una cittadina all'imperatrice asburgica, no? Santa Teresa di Gallura, così è dedicata a Maria Teresa d'Austria ovviamente. Ecco, la Sardegna entra quindi, cominciamo a vedere un po' i colori, esce da quella fascia per così dire orizzontale, mediterranea, per entrare in una fascia diciamo verticale, no? Che la inserisce in un ambito geopolitico nord europeo. Questo è un fatto estremamente importante perché determina un cambiamento veramente epocale nella vocazione della Sardegna. Poi sapete, io sono piuttosto cauto quando si tratta di dare dei giudizi, perché a seconda di chi sentite questo fatto viene descritto come una calamità oppure come un elemento di stimolo del progresso. Io adesso non voglio addentrarmi, però devo dire sono piuttosto cauto anche quando si parla del successivo Trattato di Londra. 5 anni dopo il Trattato di Utrecht, nel 1718, si verifica la necessità di mettere mano ad alcuni dettagli che non erano soddisfacenti. Si perviene quindi alla correzione di questi dettagli, ma ancora una volta per noi il dettaglio non è di poco conto, perché la Sardegna viene, tra virgolette, tolta agli Asburgo rinunciano alla Sardegna per aumentare la loro influenza nel sud Italia, e i Savoia, che avevano avuto il regno di Sicilia, hanno come compensazione la Sardegna. Pare che non fossero molto soddisfatti di questo cambiamento di regione, però i duchi di Savoia si misero una bella corona sulla testa. Ricordiamo che il regno di Sardegna, attenzione, non regno sardo-piemontese come insegnano ancora, mi risulta, in alcune scuole elementari, regno di Sardegna. Non è vero che si chiama regno sardo-piemontese, è stato inventato da qualcuno. Il regno di Sardegna era evidentemente un regno di antichissima costituzione, se risale a Bonifacio VIII nel 1247, no? Quando i papi stabilivano il diritto internazionale. Quindi il regno Corsica e Sardinia, all'epoca appunto la Corsica era unita, faceva parte dello stesso regno, viene infeudata alla Spagna. Da qui tutti i dolori che sono venuti, soprattutto in epoca giudicale, la resistenza strenua, soprattutto per il giudicato di Arborea, fino al 1420, e poi la definitiva capitolazione della Sardegna. Queste sono vicende note. Ecco, diciamo che questo fatto, il fatto che la Sardegna viene attribuita ai Savoia, pone un termine all'influenza spagnola. Da un giorno all'altro, in maniera piuttosto traumatica, la Sardegna viene affidata alle cure dei duchi di Savoia, che erano una monarchia piuttosto scalcinata, poverissimi. Tra le prime cose che fecero ci furono le tasse
imposte, sai, perché insomma non avevano, addirittura se leggete il Cartaraspi, no? La storia del Cartaraspi, risulta che i nobili sardi misero a disposizione l'argenteria perché insomma erano veramente una monarchia di non grandi sostanze. Una delle tasse più odiose, tra l'altro, il cosiddetto spillatico, era una tassa imposta per i gioielli della regina. Credo che sia per questo motivo che si dice spillare soldi, no? Dallo spillatico, no? La tassa appunto così odiata. Ecco, benissimo, quindi arriviamo in epoca praticamente in epoca Savoia. Perché i Savoia ebbero queste gratificazioni territoriali? E perché, diciamo, la loro corsa, iniziata nel 1200, addirittura arrivò a questo ultimo termine. Il loro secolare obiettivo era diventare casa regnante, no? Perché erano solo duchi di quella piccola parte, insomma, tra l'Italia e la Francia, chiamata Savoia. Questa, diciamo, fu per così dire, premio per gli aiuti militari agli imperi centrali, quindi agli Asburgo principalmente e ai francesi nella guerra di successione spagnola, insomma, che scoppia per impossessarsi dei possedimenti spagnoli. Quindi in cambio di questi aiuti militari vengono gratificati di questo dono. La Sardegna così entra in un ambito nord europeo. Pierluigi giustamente faceva riferimento al Grand Tour. Perché il Grand Tour non interessava la Sardegna? Semplicemente perché la Sardegna faceva parte di un'altra diciamo di una zona che non faceva parte né culturalmente né insomma geopoliticamente diciamo di quei luoghi che i nord europei frequentavano. Il Grand Tour nasce in Inghilterra, già nel 500 si faceva, anzi era una sorta di viaggio raccomandato agli universitari alla fine degli studi classici a Cambridge o Oxford. Ecco, alla fine degli studi classici veniva raccomandato ai giovani di interrompere gli studi per un anno prima, diciamo, di assumere incarichi insomma, nella vita civile o professionale, per visitare i luoghi già, diciamo, conosciuti durante i loro studi. E quindi il Grand Tour passava per le grandi città del Rinascimento italiano, Firenze, Roma, ovviamente Napoli. La Sicilia faceva parte del Grand Tour e finiva in Grecia. Quello in Sardegna, quindi, era un viaggio che non esisteva. La Sardegna non veniva semplicemente contemplata dai viaggiatori. Io infatti lo chiamo il Grand Détour, cioè la grande deviazione, no? Piuttosto che il grande tour, no? Il grande détour, perché effettivamente si trattava di qualcosa di avventuroso, anche nell'Ottocento. Badate, i viaggiatori che vengono in Sardegna erano più simili a quelli che andavano in Africa alla ricerca delle fonti del Nilo. Era veramente così. Non esistevano dei mezzi di trasporto, non esistevano delle vie di comunicazione anche all'interno della Sardegna. I primi viaggiatori, ancora nel 1809, che è la data del viaggio di Byron, i viaggiatori dovevano trovare una sorta di accordo con i comandanti dei bastimenti che arrivavano ovviamente a Cagliari per ragioni commerciali. Si trovava un accordo, non
normalmente, così in cambio evidentemente di un prezzo convenuto, ecco, venivano imbarcati questi viaggiatori. La Sardegna era completamente sconosciuta e di questo si meravigliano tutti. Si meraviglia addirittura il della Marmora, no? Alberto Ferrero della Marmora, nel 1825 scrive il primo libro importante sulla Sardegna, che è il Voyage en Sardaigne, scritto in francese. Lui parlava francese. Il Voyage en Sardaigne del 1825, pubblicato nel 1826 a Parigi, ha un seguito che è l'Itinéraire de l'île de Sardaigne, scritto nel 1860, e lui spiega nell'introduzione questo fatto. E lui dice: ormai il mio viaggio in Sardegna del 1825 è qualcosa che non si può più definire un viaggio. Attenzione, viaggio per loro non era il viaggio turistico, era il viaggio faticoso, il viaggio insomma, che comportava sacrifici, che esponeva pericoli nella strada, insomma. Lo chiama infatti questo secondo libro itinéraire, cioè itinerario nell'isola di Sardegna, a significare che in quel periodo, cioè tra il secondo e il terzo quarto, tra l'inizio del secondo quarto e la fine del terzo quarto dell'Ottocento, c'è stato uno sviluppo che ha reso l'isola, diciamo, irriconoscibile, in quanto vi si può viaggiare, in quanto si presta a visite, per così dire, turistiche. Quali sono queste innovazioni? Carlo Felice, che è del 1820. La strada esisteva, è un'antica strada romana sostanzialmente, ma venne riaperta nel 1820. Quindi insomma agli albori del secondo quarto. Il traghetto, attenzione, prima del 1835 non c'era nulla. Il primo traghetto, che si chiamava il Gulnara, era un avviso di 30 metri circa, a pale e motore, realizzato dai cantieri Blackpool in Gran Bretagna, su commissione dei Savoia, che così inaugurarono la Regia Marina Sarda. Questo avviso, questo traghetto, diciamo, che è appunto il primo, serviva un po' per tutto. Serviva per il servizio postale, per il servizio passeggeri e addirittura per trasportare le truppe. Allora, il Gulnara trasportò le truppe italiane in Crimea, per dire. E quindi una nave veramente gloriosa, che appunto consente anche ai viaggiatori finalmente di poter acquistare un biglietto per venire in Sardegna. Infine le ferrovie. Il primo tratto ferroviario di 25 km fu realizzato a partire dal 1860 e finito nel 1871. Anche quella, vista oggi 10 anni ci sembrano tantissimi, ma all'epoca sembrava insomma quasi un miracolo della tecnologia. Tutti i viaggiatori si meravigliano
di questo fatto, che la Sardegna avesse una ferrovia che poi negli anni viene insomma sviluppata. All'epoca eravamo all'avanguardia del trasporto ferroviario. Allora in Europa c'erano pochissimi chilometri di strade, questi 20 chilometri furono tra i primi in Italia. Anche l'Italia era completamente priva di collegamenti ferroviari. Quindi, è quello che è il tratto, diciamo, corrispondente alle attuali complementari, diciamo, quelle che passano, non diciamo la linea ferroviaria che passa da Decimo, ma quella che passa da Monserrato, poi prosegue per Mandas, diciamo, percorso un po' del trenino verde. Questo è appunto il primo. Allora, il fatto che la Sardegna fosse entrata in una nuova orbita geopolitica imponeva quasi il suo potenziamento in senso ovviamente produttivo, cioè gli imperi centrali si chiedevano, va bene, e gli stessi Savoia, si chiedevano, va bene, abbiamo avuto la Sardegna, cosa ci facciamo con questa terra? Cioè che vantaggi possiamo, oltre a imporre le tasse ovviamente, ma come possiamo sviluppare le attività produttive? E qui nascono i primi piani, diciamo, di sviluppo, le miniere in particolare e lo sfruttamento boschivo. Ecco perché quella linea ferroviaria era strumentale. Questo è ovviamente importante. Considerazione che vorrei fare a questo punto e che risulta, è cosa nota insomma, però a volte non viene considerata con la dovuta attenzione. La Sardegna, che è entrata in questo nuovo ambito geopolitico, non è che diciamo avesse così che questa nuova collocazione fosse ritenuta eterna da parte soprattutto degli altri imperi centrali, ma tutti continuarono ad avere interesse alla Sardegna. I Savoia venivano giudicati una monarchia debole, quasi insomma dei parvenus, insomma degli ultimi arrivati, e quindi si aspettava che fallissero, che ci fosse diciamo qualche sconvolgimento sociale e che avrebbe determinato il passaggio della Sardegna ad altri, perché sia gli inglesi sia i francesi che gli Asburgo avevano dei piani importanti di acquisizione della Sardegna. Lo sappiamo perché insomma nel 1792 ci fu anche l'attacco a Cagliari, no? Con il bombardamento della flotta dell'ammiraglio Truguet e l'attacco contemporaneo a nord alla Maddalena, no? La Resistenza, il Domenico Mille Lire, eccetera eccetera, il giovane Napoleone, non ancora generale ma insomma già arruolato nell'esercito francese, fu il suo battesimo del fuoco, questo fallito tentativo di prendere la Sardegna diciamo con mani militari. Ecco, i francesi quindi avevano sicuramente delle mire di acquisizione della Sardegna, anche perché avevano ottenuto la Corsica, l'avevano praticamente acquistata dai genovesi, e quindi la Sardegna era un completamento quasi logico della loro presenza nel Mediterraneo. C'è un opuscolo che ho trovato, che ho avuto modo di consultare in una biblioteca durante le peregrinazioni di cui vi parlavo, che si chiama Plan de colonisation de l'île de Sardegna. Non me lo sono inventato, il titolo è proprio questo: piani di colonizzazione dell'isola di Sardegna.
dove venivano diciamo, prese in considerazione tutte le opere che erano necessarie per un effettivo sfruttamento delle risorse sarde. L'interesse degli inglesi è anche questo cosa nota. Nel 1809 l'ammiraglio Nelson, che aveva la missione di sorvegliare i movimenti delle flotte francesi nel Mediterraneo e ovviamente contrastare i movimenti francesi per una questione ovviamente di diciamo di come la possiamo chiamare, disturbo ai traffici commerciali, no, dei francesi a favore di quelli inglesi. Ecco, Nelson scrive al ministro della guerra, che si chiamava Hubbard, dicendo che la Sardegna era il summum bonum per la corona britannica a cui aspirare, il bene supremo. Perché? Perché la Sardegna è equidistante da Napoli, Tunisi e Marsiglia. Come nessun'altra terra, compresa Malta gli inglesi l'hanno presa un pochino controvoglia, come nessun'altra come nessun altro luogo geografico, la Sardegna si prestava a un controllo di tutto il Mediterraneo occidentale. E quindi Nelson propone al ministro l'acquisto della Sardegna, e lui, ci sono le lettere, scrive proprio: guardate, fate una cosa, offrite al re di Sardegna 25.000 sterline, perché lui, una volta che si è pagato le spese, gli restano a malapena 2.000 sterline l'anno. Quindi se voi gliene offrite 25.000, lui sicuramente sarà contento, insomma, di alienarla. Fortunatamente o sfortunatamente, non lo so, anche questa è materia di speculazione, la storia non si fa con i secoli, ma però insomma, se la cosa fosse andata a buon fine, diciamo nell'ottica inglese, la Sardegna sarebbe diventato un possedimento inglese. Diciamo che non siamo andati tanto lontani da questa, anche perché oltretutto avrebbe avuto la valenza di sottrarla ai francesi, agli odiati francesi, ai nemici giurati dei francesi nel Mediterraneo occidentale. Ancora nel 1860, cioè l'anno prima dell'unità d'Italia, ci sono i diari di Giorgio Asproni e ci sono gli atti parlamentari. I parlamentari sardi chiesero notizie al Presidente del Consiglio, Cavour, sulle voci di cessione della Sardegna alla Francia. Cioè queste voci piuttosto insistenti e riportate anche da numerosi viaggiatori francesi davano per certa la cessione della Sardegna alla Francia, in cambio ovviamente di un compenso. Ancora nel 1860, quindi immaginate un po'. All'Inghilterra voleva dire? No, alla Francia. Alla Francia. L'Inghilterra ovviamente aveva interesse per contrastare, per diciamo scompaginare questo piano geopolitico. E quindi diciamo, vista questa fluidità, no, della posizione della Sardegna, il fatto che avrebbe, guardate, se leggete la letteratura del tempo, è un fatto, diciamo, che risulta in maniera molto chiara. Cioè la Sardegna era piuttosto fluida. Oggi per noi diamo per scontato che fa parte dell'Italia, geograficamente facciamo parte dell'Italia, politicamente anche, culturalmente tutto sommato sì, perché insomma fino a tutto il Medioevo la Sardegna è stata, diciamo, un'orbita italiana, però al tempo
era un fatto che veniva considerato un pochino a termine, e i viaggiatori non è che venissero per fare turismo o per conoscere, diciamo, la cultura dei sardi, sì, anche, però venivano soprattutto per valutare le risorse e per vedere, insomma, quali passi fossero necessari per diciamo, trarre un profitto ovviamente dall'acquisizione della Sardegna. Del resto anche Nelson è molto chiaro, dice: guardate, qui io ho visto insomma, ho visto come si vive, ho conosciuto le persone sono intelligenti, sono attive, e sicuramente sotto l'illuminata guida di Sua Maestà britannica renderebbero molto bene. Cioè, questo è un altro tema che ritorna in tutti i viaggiatori, cioè i sardi e la Sardegna è arretrata, e i sardi anche, non per responsabilità loro, ma per responsabilità del malgoverno. Questo, guardate, lo dicono tutti. Adesso io non so, onestamente bisogna essere molto cauti, non è che possiamo. Se lo dicessero per interesse, no? Per rendere, esatto, per presentare, diciamo, per indorare un pochino la pillola, no? ai propri, e per, diciamo, proporre presso l'opinione pubblica un'immagine positiva, perché poi ovviamente a seguito dell'acquisizione di una terra come la Sardegna ci sarebbero stati degli scambi, ci sarebbero stati ovviamente delle persone che avrebbero dovuto lavorare qui, prendere incarichi, sviluppare insomma, iniziative imprenditoriali e quant'altro. E quindi questo è un tema ricorrente. Uno dei libri scritto da un inglese che si chiama Robert Tennant si intitola Sardinia and its Resources, cioè la Sardegna e le sue risorse. Direi che è piuttosto chiaro, no? Non è la Sardegna e la sua storia. Oh, benissimo. Vi ho detto adesso un po' per sommi capi qual è il discorso sviluppato diciamo, nel libro attraverso i resoconti dei viaggiatori. Ora vorrei dare spazio diciamo, ai viaggiatori tedeschi, perché sono diversi da quelli francesi e britannici, i quali sono interessati soprattutto ai risvolti, diciamo, pratici. C'è l'Antoine Pasquin, detto Valéry, che era un bibliotecario francese che viaggia in Sardegna nel 1835, che viaggia veramente diciamo, sul dorso dell'asino, non esistevano carrozze, tra l'altro lui aveva una corporatura molto corpulenta e quindi diciamo delle carrozze del tempo si trovava a disagio, quindi preferiva viaggiare a dorso d'asino. Insomma, a un certo punto fa questa bella descrizione di milis, degli aranceti di milis, questi bellissimi fiori bianchi, questi effluvi, questo profumo, il fatto che camminare diciamo, su quel terreno era come camminare su un tappeto di fiori, insomma un'immagine veramente idillica della Sardegna. E poi, proprio nella frase successiva, dice: e poi queste arance potrebbero anche essere sfruttate per la produzione sia di derivati dell'alcol che ovviamente per quelli della frutta. È un fatto, insomma, un po'... Ma guardate, si trova un po' di tutto. C'è un altro francese che si chiama Domenech. Questo Domenech, insomma, scrive delle cose, scrive delle
sciocchezze strabilianti, scusate il termine franco. Scrive addirittura che nel nord della Sardegna i sardi usavano costruire case sugli alberi. Non so, mai sentito, e ne dice un'altra straordinaria, che è stata pubblicata questa anche in un'edizione del Nuraghe negli anni 40, negli anni 50. Però hanno pubblicato solo degli estratti dal libro, ma non quello dove parla di tempio. Allora, questo viaggiatore, che molto probabilmente era un pochino credulone, cioè probabilmente, anzi precedentemente era stato negli Stati Uniti, aveva scritto un libro sui pittogrammi indiani che erano risultati completamente inventati, probabilmente qualcuno gli aveva raccontato qualche storia che lui ci aveva creduto, insomma. E insomma sulla Sardegna racconta di essere venuto a conoscenza che nella zona di Tempio le donne erano delle perfette tiratrici, cioè erano infallibili, avevano una mira veramente infallibile. E per spiegare meglio questo suo concetto dice che una donna riusciva a forare una moneta con un colpo di fucile, riusciva a forare questa moneta a 100 passi. Già cosa straordinaria. Ma non basta. Dice anche che altre, diciamo, donne che appunto sfidavano questa abilità erano capaci di far passare il proiettile nello stesso buco senza allargarlo di più di 2 mm. Allora, ecco, questo per dire, a volte nei resoconti si trovano quelli serissimi e quelli meno seri. Tra quelli seri ci sono certamente quelli dei tedeschi. I tedeschi sono i primi a sviluppare un interesse per la Sardegna per diciamo, l'importanza dei ritrovamenti di tipo sia epigrafico che archeologico. Il più grande degli epigrafisti è sicuramente Theodor Mommsen. Theodor Mommsen è ancora oggi insuperato per il corpus Inscriptionum Latinarum in 12 volumi, il 10° quasi completamente dedicato alla Sardegna. È un lavoro poderoso che tra l'altro gli valse il premio Nobel nel 1902. Theodor Mommsen, tra l'altro, era il presidente dell'Accademia di Berlino ed è la persona che decretò falsi le famose pergamene di Arborea, le tristamente famose. Voi sapete che ci fu questo, insomma, ad opera di alcuni falsari, alcuni frati compiacenti, insomma, vengono prodotte queste pergamene con la genealogia, no, dei re sardi completamente inventati, e che furono ritenute autentiche da studiosi quali Pietro Martini, quali il Besta, quali lo stesso Alberto Ferrero della Marmora. Tutti questi le ritenevano autentiche. Mommsen, con un brillante Bericht, con un brillante discorso che appunto dimostrava le ragioni per cui quelle carte non potevano essere vere ed erano di conseguenza false. Ecco, lui è la persona diciamo che fece questo, diciamo
le pergamene di Arborea scomodarono addirittura il maggiore esperto mondiale quale era Mommsen all'epoca. Mommsen scoprì la Sardegna grazie al carteggio con Giovanni Spano, con il canonico Giovanni Spano, che è veramente un intellettuale. Io ho una grandissima ammirazione in particolare per lo Spano, per tutto quanto riuscì a fare, per la sua generosità, per il suo rigore, per la sua compilazione di quei bollettini archeologici sardi che tenne per moltissimi anni, che sono veramente preziosi. Ecco, Mommsen entrò in contatto con Giovanni Spano. In questi giorni c'è l'amico Luciano Carta che sta ricostruendo il carteggio dello Spano con varie figure intellettuali europee, quindi lo Spano era una persona che aveva contatti anche all'estero, insomma, particolarmente in Europa. Ecco, Mommsen entra in contatto con Giovanni Spano e comincia a mandare degli allievi, tutti archeologi di grande spessore come Heinrich Nissen e Johannes Schmidt, che viaggiavano soprattutto insieme tra, vedete, il 1866 e l'81, Julius Euyten e infine Wolfgang Helbig. Alla fine verrà lui stesso a fare un viaggio in Sardegna e ancora una volta metterà mano ai bronzetti nuragici, quelli esposti nel Museo Archeologico di Cagliari, trovando che circa la metà erano falsi. Badate bene, alcuni di questi decretati falsi successivamente risultavano autentici. Vabbè, però questo non è il punto. Il punto è che effettivamente, insomma, grazie a Mommsen, che era sostenuto da uno stuolo di giovani studiosi sardi, giovani, non quelli diciamo più avanti negli anni, avevano insomma delle ragioni di minore diciamo simpatia nei confronti del grande archeologo, però insomma, quando lui venne nel 1877 ci sono anche degli articoli che riferiscono di questo favore con cui insomma, venne ricevuto in particolare da giovani studiosi che dicevano insomma, finalmente insomma, si può impostare un discorso su basi più scientifiche. Queste due foto le ho messe, ecco, questo è Nissen, questo invece è Julius Euyten. Erano anche orientalisti. Julius Euyten in particolare viaggiava per tutto il Nord Africa e il vicino Oriente. Erano sia linguisti insigni, sia archeologi. Lo dico perché vengo infine all'autore di questo libro che si chiama, l'autore, ecco questo è Neugebauer, altro autore di un libro sulla Sardegna nel 1853, e infine il barone Heinrich von Malzahn che scrive questo libro. Questo è un libro originale, una prima edizione di quell'anno, che non so se riuscite a vedere, riporta proprio nella copertina l'effigie di Giovanni Spano, perché il barone Heinrich von Malzahn, ecco qui diciamo arriviamo un po' al punto del viaggio. Era un viaggiatore, un vero viaggiatore, era abbastanza ricco da potersi permettere di non lavorare,
e seguiva i suoi interessi anche in maniera piuttosto, diciamo, piuttosto avventurosa. Nel 1860 viaggiò alla Mecca travestito da arabo per vedere, insomma, in maniera personale gli usi e costumi di quei popoli. Insomma, con pericolo per la sua vita, evidentemente si confuse con i fedeli durante il pellegrinaggio alla Mecca. Ecco, questo per dirne una. Era anche sofferente, aveva una malattia respiratoria, per cui i medici raccomandavano di viaggiare a sud. Questo lo facevano normalmente. Ecco perché così tanti stranieri sono morti in Italia, perché viaggiavano convinti che il clima avrebbe, diciamo, dato sollievo, no? Rispetto alle malattie. Il clima nord europeo era reputato, in effetti è anche così, insomma, più umido e più dannoso. Comunque Heinrich von Malzahn arriva a Cagliari in maniera diciamo casuale. Lui si trovava in Sicilia e decide di andare a Tunisi. Il traghetto per Tunisi partiva da Palermo, faceva tappa a Cagliari e poi andava a Tunisi. Lui viaggia su questo traghetto che per avverse condizioni del mare arriva con ritardo. La traversata diciamo impiega per la traversata ben 25 ore. No, quindi di saliscendi nelle ore. Arriva a Cagliari, il traghetto per Tunisi è già partito e quindi lui si trova a Cagliari e decide di visitarla. E questa è una scoperta straordinaria per lui, perché si trova questi tesori sia dell'archeologia, completamente sconosciuti, sia dell'archeologia, sia le iscrizioni fenicio-puniche. Lui era un ricercatore di epigrafi di Fenice in particolare, e poi ha una fortuna straordinaria, la fortuna di conoscere di persona Giovanni Spano, che era il rettore dell'università e che si presta a fargli da guida. Quindi lui visita i luoghi, diciamo, più importanti dell'archeologia sarda in compagnia niente meno che di Giovanni Spano. Quindi quale migliore fortuna? Von Malzahn sviluppa una vera venerazione per quello che impara, che identifica subito come il suo maestro. Riporta passi interi delle opere dello Spano, gli dedica il libro con una dedica in lingua fenicia, che, scusate, io lì non ci arrivo, mi fermo alle lingue europee, ma che comunque la dedica in fenicio era al più dotto fra i sardi. Quindi questo evidentemente è l'attestazione della grandissima ammirazione che aveva per lui. Pubblica il libro a Lipsia nel 1869 e questo libro fu un successo a Lipsia, mentre in Sardegna passò inosservato. Ovviamente ne sapeva lo Spano del fatto che fosse stato pubblicato, pochissimi altri, ma quasi nessun altro. Bisogna dire però che il libro è così documentato e così ben proposto, ci sono anche tavole sui nuraghi, e oltretutto la riproduzione di monete, frontespizi. In italiano o in tedesco?
in tedesco e anche in caratteri gotici. Forse era passato inosservato anche per questo motivo. Credo di sì. No, ma anche oggi non è di agevolissima lettura. Ecco, comunque il libro viene tradotto pochi anni più tardi da un ingegnere cagliaritano, un certo Bertoncini, che ne traduce parti. Si trova questa traduzione alla Biblioteca Universitaria di Cagliari ed è manoscritta, ovviamente. Successivamente viene tradotto da un tenente dell'esercito, il Prunas Tora, con la collaborazione del suo insegnante di tedesco, che traduce il libro in italiano nel 1875, quindi solo 6 anni dopo abbiamo una traduzione. Questo bisogna dirlo a credito, insomma, anche degli degli editori italiani e anche sardi, insomma, della tipografia Timon in particolare, che stampò il libro. Ecco, von Maltzan è diciamo uno studioso ma anche un viaggiatore, nel senso che il suo studio, al contrario degli studi scientifici del Mommsen e dei suoi allievi, reca insomma numerosi aneddoti interessanti. Ve ne potrei leggere uno abbastanza divertente, il fatto di come trova alloggio in una locanda, perché evidentemente gli alberghi erano merce rara al tempo. Ecco, scrive del fatto che appena arrivato a Cagliari, riconosciuto come viaggiatore, viene fatto segno, diciamo, di attenzioni da parte dei facchini, lui li chiama così, probabilmente quei piccioccheddus de grovi che ovviamente correvano dietro ai turisti per offrire servizi. Quindi lui dice: a quello che convenivo fosse il facchino, in italiano nel testo è questa parola, nella mia peregrinazione, che avevo noleggiato per trasportare l'ombrello, fu accollato anche il pesante carico della mia piccola borsa da viaggio. Quindi diciamo lui aveva questi due oggettini e diciamo più che altro per dare così sollievo al facchino, gli offre questa. Ecco, mi condusse in verità ad una specie di locanda, ovvero ad una bettola, nella quale una compagnia di marinai mezzo ubriachi sedeva d'intorno a un porcellino arrostito, dal quale prendevano enormi pezzi a volontà. Ma su questo la mia guida aveva avuto ragione. I marinai ubriachi che si occupavano del porcellino erano inglesi, ben inteso per nazionalità, non per contegno. La mia guida mi indicò quindi in alto, sulla stretta facciata del palazzo, un'insegna sulla quale veniva pomposamente esibita la denominazione di Albergo del Progresso. Tale appellativo appariva essere di mera facciata, visto che le stanze erano così poche che mi venne proposto di condividerne una con un'anziana signora di Sassari che aveva la febbre. Ecco, questi aneddoti, diciamo così particolari, consentono di avere, diciamo, un po' uno spaccato della vita nella Cagliari del tempo. Questo, diciamo, si può avere anche da una guida, anche questa è originale del tempo, del 1902, la Sardegna, a seguito, diciamo, di questi servizi, chiamiamoli turistici, anche se
turistici, il turismo non esiste in Sardegna fino agli anni 60 dello scorso secolo. Nell'Ottocento non esiste, non è una terra, diciamo, che consente diciamo, un soggiorno confortevole, questo soprattutto fuori dalla città. Comunque, scorrendo le varie edizioni della guida Baedeker, anche qui Baedeker tedesco, sia che aggiornava ogni 5 anni, la prima guida turistica sulla Sardegna è del 1869, quindi lo stesso anno della visita di von Malzahn, e appunto consente di vedere qual è il progresso, diciamo, nel numero degli hotel. Nel 1869 di locande che ospitavano i viaggiatori ce n'erano solo 4. Una era la Scala di Ferro e altre 3, ma che non vengono consigliate ai turisti. Viene detto anche questo. Già nel 1902, quindi una trentina d'anni dopo, quindi quando viaggia già, insomma, quando ovviamente passa un po' di tempo, ma insomma siamo un po' nella stessa epoca, gli alberghi crescono in numero e anche in servizi, perché qualcuno viene raccomandato. Lo stesso von Malzahn, insomma, parla di questo albergo del Progresso, ce n'era un altro nella Marina, nel quartiere Marina, insomma, piano piano, molto, diciamo, faticosamente, perlomeno Cagliari diventa una città che poteva accogliere, diciamo, dare il conforto a cui questi viaggiatori che provenivano dal nord Europa erano abituati. Ancora nel 1906 Max Leopold Wagner, l'autore del dizionario etimologico sardo, che scrisse Reisebilder aus Sardinien, ha scritto anche un libricino sulla Sardegna, sui suoi viaggi in Sardegna, si lamentava del fatto che le condizioni diciamo di pernottamento nei vari centri della Sardegna, esclusa la capitale, erano intollerabili per diciamo, degli studiosi abituati, insomma, a un certo comfort. Fuori da Cagliari normalmente, dove si recavano, tra l'altro in bicicletta, lui fece il viaggio con un collega di studi, venivano ospitati in case comuni e fatti accomodare su delle stuoie, perché per terra non c'erano i materassi, anzi il letto con il materasso era riservato alle persone sposate, quindi i giovanotti che capitavano così dormivano come tutti gli altri, cioè per terra. Quindi questo da ancora nel 1904, attenzione, quindi siamo anche in un periodo abbastanza, diciamo, più vicino a noi, ecco. Ecco, io forse ho abusato anche eccessivamente della vostra attenzione, vi ringrazio molto. Ecco, vi lascio un mio riferimento che è l'indirizzo email per ogni vostra osservazione o riscontro anche in futuro. Posso chiedere?